Elezioni del Consiglio dell'Ordine 2025. Si vota per eleggere il nuovo Consiglio dell'Ordine per il prossimo quadriennio. Si vota in prima convocazione dal 31 gennaio al 2 febbraio, dalle ore 10 alle ore 14, ed in seconda convocazione dal 6 al 10 febbraio, dalle ore 9 alle ore 21. Può esprimere il proprio voto che alla data dell'indizione delle elezioni risulta iscritto all'albo e non sospeso dall'esercizio della professione. Il voto può essere espresso in modalità telematica, da PC, smartphone o tablet, collegandosi con SPID o carta d'identità elettronica al sito del CNOP, o in modalità elettronica, presso la sede dell'Ordine. Una volta effettuato l'accesso, clicca su Votare PA e successivamente su Partecipa alla votazione. Puoi votare una singola lista, cliccando sulla sezione Liste, e in quel caso il voto andrà a tutti i candidati presenti nella lista. O puoi votare i singoli candidati cliccando su Candidati. Puoi decidere inoltre di votare scheda bianca. È possibile votare fino a un massimo di 9 preferenze. Se esprimi più preferenze di quelle previste, la piattaforma segnalerà l'errore. Nel caso di preferenze per singoli candidati, ricorda che occorre prestare attenzione alla quota di genere. È necessario votare almeno il 20% del genere meno rappresentato tra i candidati. Ad esempio, su 9 preferenze, almeno 2 candidati devono appartenere al genere meno rappresentato. La piattaforma ti aiuterà ad esprimere il voto correttamente segnalando eventuali errori. Dopo aver espresso la scelta, la piattaforma ti chiede una conferma per procedere al voto. Quindi clicca sul tasto Vota per terminare la procedura. Terminata la votazione, comparirà un codice alfanumerico che vale come ricevuta di voto. Se non possiedi SPID o carta d'identità elettronica, puoi recarti di persona presso il seggio elettorale con un documento di riconoscimento. Durante le giornate e gli orari di voto, gli elettori potranno usufruire di assistenza utilizzando i seguenti canali: call center allo 0862 195 6705 o tramite la piattaforma di ticketing all'indirizzo assistenza.votarepa.it.